nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Carissimi, Dio dice che l'amore tra l'uomo e la donna è cosa molto buona, perché Lui è la sorgente di ogni amore. Da Lui siete stati creati, maschio e femmina, a sua immagine e somiglianza. E ogni qualvolta per amore l'uomo e la donna si chiamano reciprocamente a lasciare il proprio padre e la propria madre per divenire una cosa sola, essi vivono già un'obbedienza alla volontà del Creatore ed entrano così nella sua benedizione. Ringraziamo il Signore e chiediamogli di portare a compimento ciò che avete iniziato. Ora verranno letti alcuni brani tratti dall'esortazione apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco. Vi invitiamo a sentirvi interpellati dalle parole del Papa e a calarle nella vostra esperienza quotidiana. Potete sedere.
La coppia che ama e genera la vita è la vera scultura vivente, capace di manifestare il Dio creatore e salvatore. Perciò l'amore fecondo viene ad essere il simbolo della realtà intima di Dio. A questo si deve che la narrazione del libro della Genesi, seguendo la cosiddetta tradizione sacerdotale, sia attraversata da varie sequenze genealogiche. Infatti, la capacità di generare della coppia umana è la via attraverso la quale si sviluppa la storia della salvezza. In questa luce, la relazione feconda della coppia diventa un'immagine per scoprire e descrivere il mistero di Dio, fondamentale nella visione cristiana della Trinità, che contempla in Dio il Padre, il Figlio e lo Spirito d'amore. Il Dio Trinità è comunione d'amore e la famiglia è il suo riflesso vivente. Ci illuminano le parole di San Giovanni Paolo II. Il nostro Dio, nel suo mistero più intimo, non è solitudine, bensì una famiglia, dato che ha in sé paternità, filiazione e l'essenza della famiglia, che è l'amore. Questo amore, nella famiglia divina, è lo Spirito Santo. La famiglia non è dunque qualcosa di estraneo alla stessa essenza divina. Questo aspetto trinitario della coppia ha una nuova rappresentazione nella teologia paolina, quando l'Apostolo la mette in relazione col mistero dell'unione tra Cristo e la Chiesa. Il cammino implica passare attraverso diverse tappe che chiamano a donarsi con generosità. Dall'impatto iniziale, caratterizzato da un'attrazione marcamente sensibile, si passa al bisogno dell'altro, sentito come parte della propria vita. Da lì si passa al gusto della reciproca appartenenza, poi alla comprensione della vita intera come progetto di entrambi, alla capacità di porre la felicità dell'altro al di sopra delle proprie necessità e alla gioia di vedere il proprio matrimonio come un bene per la società. La preghiera in famiglia è un mezzo privilegiato per esprimere e rafforzare questa fede pasquale. Si possono trovare alcuni minuti ogni giorno per stare uniti davanti al Signore vivo, dirgli le cose che preoccupano, pregare per i bisogni familiari, pregare per qualcuno
che sta passando un momento difficile, chiedergli aiuto per amare, rendergli grazie per la vita e le cose buone, chiedere alla Vergine di proteggerci con il suo manto di madre. Con parole semplici, questo momento di preghiera può fare tantissimo bene alla famiglia. Vi lasciamo ora qualche minuto per leggere i passi che non abbiamo letto, così personalmente li potete leggere. Buonasera a tutti.
Io sono Enrico, lei è Paola. Noi ci siamo sposati a inizio di quest'anno. Ci siamo conosciuti circa 4 anni fa, collaborando con una web radio di Vittorio Veneto e nonostante avessimo iniziato questa attività insieme, ci siamo resi conto man mano che ci conoscevamo che in più di un'occasione avremmo potuto già incontrarci in passato. Siamo stati vicini di casa all'università. Grazie. E abbiamo condiviso alcuni corsi presso il Dipartimento Universitario e ci siamo anche trovati per un certo periodo presso lo stesso istituto di lavoro. Però non ci siamo mai incontrati. Abbiamo capito poi che il momento in cui siamo venuti a incontrarci è stato quello forse che ci ha permesso poi di iniziare il nostro percorso insieme, di conoscerci ovviamente meglio, perché ci siamo avvicinati uno all'altro con tranquillità, con serenità, confrontandoci, ascoltandoci, senza imporre uno all'altro ovviamente il nostro modo di essere, anzi consci anche delle differenze e di quello che ci diversificava. E devo dire che questo ovviamente ha contribuito a rafforzare ancora di più il nostro rapporto. Ci siamo resi conto, man mano ovviamente che passava il tempo, che le ore nel weekend o le poche giornate ovviamente, le poche serate durante la settimana non c'erano più sufficienti. Abbiamo deciso perciò di iniziare il nostro cammino matrimoniale e abbiamo pensato di sposarci. Così una domenica ho chiesto a Paola se volesse sposarmi. È una richiesta difficile, anche se si dà per scontata la risposta tante volte. In realtà anche la fede in tasca pesa molto più di quello che uno può immaginare. Lo dico con un po' di leggerezza, però la risposta per fortuna è stata sì e abbiamo iniziato il nostro percorso insieme. Sì, prima di iniziare il nostro percorso di avvicinamento al matrimonio abbiamo avuto l'occasione di stare molto vicini ad una coppia che ci sta molto a cuore, il fratello di Enrico e la moglie, che appunto stavano preparando il loro matrimonio. Quindi per noi è stata un'occasione per in qualche modo avvicinarci a questo sacramento e seguirlo da vicino ed immaginarci anche come sarebbe potuto essere per noi. E quindi a inizio 2020, a gennaio, abbiamo iniziato poi un percorso di preparazione cristiana al matrimonio alla parrocchia di Ceneda con Don Graziano e alcune coppie guida e in queste serate che abbiamo potuto passare insieme abbiamo iniziato appunto questo percorso e la cosa che più personalmente mi è rimasta di questo cammino è stata sicuramente la condivisione con le altre coppie, ma anche i momenti di confronto con la parola che avevamo alla fine degli incontri con l'aiuto di Don Graziano, quindi il momento in cui ci confrontavamo con un passo della Bibbia o del Vangelo e quindi potevavamo vedere come veniva rappresentato l'amore umano e anche l'amore divino. Il lockdown a marzo ha di fatto interrotto questo percorso che stavamo facendo e quando ci siamo rincontrati con le altre coppie ormai durante l'estate abbiamo capito che alcuni dei nostri compagni di viaggio avevano pensato di in qualche modo rimandare il matrimonio di un anno o comunque a data da destinarsi. Anche noi abbiamo fatto delle riflessioni rispetto a questo, nel senso che ovviamente la situazione era molto incerta, ci chiedevamo come fosse effettivamente possibile organizzare il nostro matrimonio con le limitazioni che c'erano, sapendo che magari non avremmo così potuto festeggiarlo come da sempre immaginavamo. Però in quel momento abbiamo comunque deciso di rimanere fedeli in qualche modo alla nostra idea, al nostro desiderio. Noi sentivamo che quello per noi era il momento in cui compiere questo passo, ci sentivamo in qualche modo chiamati e quindi abbiamo sostanzialmente deciso di fissare la data per
l'inizio dell'inverno, insomma, con il Don della mia parrocchia, con Don Piero, che poi ci ha anche accompagnato soprattutto negli ultimi mesi, insomma, proprio quelli prima del matrimonio. L'organizzazione non è stata facile perché ovviamente di volta in volta il tutto andava in qualche modo rivisto e le limitazioni che c'erano, insomma, hanno reso più complicato, insomma, anche le cose molto concrete, insomma, che andavano fatte. Però alla fine, il 9 gennaio di quest'anno, ci siamo sposati. Sì, ecco, come diceva Paola, non è stato semplice, però è stato bello. È stato bello perché tutte le persone a cui siamo legati ci sono state fisicamente e distanziate secondo appunto le normative sanitarie, e ci sono state anche in collegamento perché un nostro amico ha reso possibile appunto questo collegamento online, che ha fatto sì che chi non poteva essere fisicamente lì ci fosse comunque e ci accompagnasse in questo momento così bello, così intenso per noi. Ed in effetti così è stato, perché nel momento in cui eravamo lì e abbiamo celebrato il nostro matrimonio, abbiamo poi riempito quello spazio con l'affetto di tutti quelli che sono stati lì, ci hanno seguito, ci hanno accompagnato e ci sono stati vicini. Il pomeriggio poi noi abbiamo lasciato ovviamente la chiesa, siamo tornati a casa nostra, abbiamo passato la giornata insieme ed è stato molto bello perché ci siamo dedicati uno all'altra e abbiamo anche visto un filmato che ci hanno lasciato proprio tutte le persone, familiari, amici che ci sono vicini e che ci vogliono bene. Ci ha fatto veramente commuovere, è stato un bel momento. Quindi quello che noi ci sentiamo di dire, quello che a chi non è sposato ovviamente ed è qui questa sera ci sentiamo di augurare, è di seguire il proprio cuore, seguire i propri sentimenti. Quando si è sicuri di qualcosa, nel rispetto chiaramente di quella che può essere una situazione difficile come quella che stiamo vivendo, non rinunciare alle proprie scelte, non tirarsi indietro. C'è la possibilità di fare tutto nel momento in cui abbiamo la forza e la decisione per volerlo fare, semplicemente basta adattarsi ma non rinunciare a quello che effettivamente per noi è importante. Grazie a tutti quanti. Ringraziamo Paolo e Enrico per la loro testimonianza e affidiamo le loro parole alla preghiera del Salmo. Ci dividiamo in due cori alterni, la mia destra il primo coro, la mia sinistra il secondo coro. Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge del Signore. E non commettono il male, ma camminano nelle sue vie. Io ho confinato le mie vie e tu mi hai risposto. Insegnami i tuoi statuti. Fammi comprendere la via dei tuoi precetti e io mediterò sui tuoi prodigi. L'anima mia da dolore si consuma in carne. Dammi sollievo. Tieni lontana da me la via della menzogna e nella tua grazia fammi comprendere la tua legge. Io ho scelto la via della fedeltà, ho posto i tuoi giudizi davanti ai miei occhi. Ho aderito ai tuoi statuti, o Signore, non permettere che io sia confuso. Io correrò per la via dei tuoi comandamenti, perché mi hai allargato il cuore. Dal libro della Genesi. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo
e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. Ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Dal Vangelo di Giovanni. Dopo questi fatti, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì a quelli che si erano seduti e lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. E quando furono saziati disse ai discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo. Vi saluto, anche se sono arrivato un po' in ritardo, c'era stato un equivoco, io mi ero scritto sull'agenda alle 8:30, no, la cresima cominciava alle 7, quindi
a Gagliarine. Tra l'altro nel prete ho lasciato anche la mascherina in macchina, se qualcuno ha una mascherina dopo da offrirmi in più. Bene, sono contento intanto di vedervi più numerosi di quelli che pensavo, è una cosa bella questo appuntamento tradizionale della veglia per i fidanzati, veglia di preghiera, è una cosa proprio che mi fa piacere vedere in questo tempo questo bel numero. Abbiamo ascoltato una testimonianza, credo che è sempre bello sentire testimonianze perché appunto le accennerò anche, grazie, dopo, ormai adesso. E la lettura del Vangelo, che è un Vangelo sempre bello questo qui, no? E c'è quella frase da cui parto e che mi sollecita sempre. C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Ripeto una frase che mi ha sempre molto colpito. Quei pani e quei pesci appartenenti ad un anonimo ragazzo della folla, chissà perché vi aveva, forse era stata la mamma a sua insaputa a metterla nello zainetto, perché non si sa mai, poi si trova, guarda cosa c'è, forse, immagino che sia nata così, qua c'è un ragazzo che ha del pane e del pesce, è nata così, questo ragazzo viene portato davanti agli apostoli, c'è qui un ragazzo che ha 5 pani, ma che cos'è questo per tanta gente? Quei pani, quei pesci vengono presentati a tutti, ma con un senso di delusione e anche un po' di sgomento. Come facciamo a sfamare tanta gente con soli 5 pani e 2 pesci? Ecco perché mi ha colpito, prima perché è simpatica la scena, ma anche perché mi fa venire in mente tante situazioni in cui c'è qualcosa magari di bello e di promettente, però a un certo momento appare insufficiente, gravemente insufficiente. E fra queste esperienze non fa eccezione anche quell'esperienza così fondamentale e importante che è l'esperienza dell'amore tra un uomo e una donna. Magari i momenti iniziali di questo amore sono apparsi, e forse lo sono stati anche travolgenti, però poi passando il tempo le cose si ridimensionano e viene un momento in cui sembra quasi inevitabile dire ma che cos'è questo che abbiamo fra le mani, questo amore, di fronte a tutta la vita che abbiamo davanti, di fronte a tutta questa gente, ma di fronte a tutti questi anni che abbiamo davanti, cos'è questo? Che cos'è questo per i tanti anni che si prospettano davanti a noi, che sono molti più di quelli che si prospettavano per i nostri nonni e bisnonni, ricordiamocelo. Potrà bastare o non è troppo poco? Cos'è questo per tanta gente? E la stessa reazione a volte avviene quando si sentono testi come quelli che la veglia, l'avete ascoltati, qui era Amoris Laetitia, perché avevo letto la veglia che mi aveva passato Don Roberto, quando si ascoltano testi come quelli che avete ascoltato dell'Amoris Laetitia, che prospettano la grandezza, la bellezza, la straordinarietà di quell'esperienza che è la coniugalità, la relazione uomo-donna nel matrimonio. Guardando a se stessi, ai propri sentimenti, ai tanti limiti personali, caratteriali, temperamentali e così via, a volte viene proprio questa frase: che cos'è questo che abbiamo in mano di fronte a queste prospettive così alte? Non sono forse troppo alte le prospettive che ci vengono presentate? Non sono impossibili da realizzare con i poveri mezzi di cui disponiamo? Sono domande che credo che prima o poi arrivano sempre, e se può consolarvi, le stesse domande se le pone uno che è in cammino verso la vita consacrata o la vita del ministero ordinato. Le stesse. Che cos'è questo di fronte a tanta gente? Invece di gente possiamo dire altre cose, ma...
Ebbene, i gesti che Gesù fa sul pane e sui pesci li prese, rese grazie, distribuì, sono gesti ben precisi, li prese, rese grazie. Decisivo che rendere grazie, decisivo che rendere grazie, perché a qualcuno non sarebbe venuto in mente di rendere grazie, sarebbe venuto in mente di imprecare contro la mala sorte, oppure verso la pigrizia dei discepoli che non si erano immaginati di poter aver bisogno. Spesso capita così, no? Gesù rende grazie di fronte a quel poco che ha. Cos'è questo poco per tanta gente? Rende grazie. Distribuì, condivise. Gesti molto, molto importanti. Ebbene, i gesti che Gesù fa è ciò che egli può fare anche di fronte alla nostra fragilità umana. Questo è il messaggio del Vangelo, sapete, alla fin fine. Questi gesti si possono ripetere di fronte a quel poco che abbiamo noi fra le mani, a patto che lo mettiamo nelle mani di Gesù, certo, a patto che lo mettiamo nelle mani di Gesù. Se noi ciò che abbiamo lo mettiamo nelle sue mani e accettiamo che Egli lo prenda, lo riconosca come cosa di cui rendere grazie e ci uniamo a questo rendere grazie. Accettiamo che ci insegni a non aver paura a condividerlo, c'è la speranza fondata che quel poco che noi abbiamo possa bastare per tutti gli anni a venire, ma anche per tutte le persone che entreranno in relazione con voi o che prenderanno vita grazie alla vostra relazione, a cominciare dai figli. Che cos'è questo per tanta gente? Ecco, se tu accetti che Gesù lo prenda, che Gesù ti aiuti a rendere grazie, se tu accetti che questo pane venga distribuito, c'è la fondata speranza che questo poco basti per tutti, Sposarsi e formare una famiglia, ci è stato presentato poco fa una testimonianza molto bella, no? Ma se alla fin fine gli chiedessimo se quello che dico è vero, credo che dovrebbero per forza dire sì, è vero. Sposarsi e formare una famiglia è infinitamente di più che un atto burocratico. È sempre e comunque un atto di fede e di speranza. Un atto di fede e di speranza. Fede e speranza che quell'amore che il Signore ha fatto sbocciare fra di noi possa realmente bastare per tutti. Anche se spesso a volte ti viene a dire cos'è questo per tanta gente. Fede e speranza che tu sia per me il vero e autentico dono di Dio, come io lo sono per te, e che da questo possa scaturire amore e vita per tutti, per noi e per gli altri. E di questo rendo grazie, perché io posso rendere grazie e continuare a rendere grazie se continuo a ritenere che quello è un dono. Nel momento in cui non mi appare più un dono o mi sembra troppo scarso per essere un dono, io l'ho perso, l'ho già perso. Quindi è triste quando due non riescono più a rendere grazie per quello che hanno, poco, rendo grazie. Ripeto, sposarsi e formare una famiglia è sempre un atto di fede e di speranza. E guardandoci in giro possiamo dire, nonostante tutto, possiamo accorgersi che ci sono segni che ci dicono che questo è possibile, che non è irrealizzabile. La testimonianza che abbiamo fatto poco fa, non occorre mica andare chissà dove, su Marte, per accorgersi. La testimonianza poco fa è un segno semplice, senza grandi manifestazioni straordinarie, che questo è possibile, Io credo che tante persone che voi avete conosciuto, magari persone che ormai vivono da tanti anni insieme, con delle fatiche, ma testimoniano che questo è possibile, che quel poco, quello che a volte sembra proprio
possa bastare per tutti, Certo, per tanti aspetti occorrerà andare controcorrente, occorrerà fare scelte anche coraggiose, ma con l'aiuto del Signore e del suo Santo Spirito non è irrealizzabile, questa è la promessa del Signore. E siamo nel collegio dell'Immacolata, ricordate per cosa è stata dichiarata Beata Maria, beata perché tu hai creduto al compimento delle parole, delle promesse del Signore. Ciò che sembrava umanamente impossibile si è realizzato in Maria. Ciò che sembra umanamente impossibile a volte può realizzarsi in coloro che accettano che Gesù renda grazie e ti aiuti a rendere grazie di quel poco che tu hai e ti insegni a distribuirlo, a non chiuderti, a uscire. Accadranno miracoli. Ecco, credo che sia un testo molto bello che ci fa così pensare anche a queste cose del matrimonio, perché secondo me è proprio una sua applicazione verissima. Chiediamo davvero al Signore allora che ci aiuti ad avere sempre di più, con l'aiuto del suo Spirito, perché da soli non ce la facciamo, avere sempre di più questa fede e questa speranza, che poi si tradurranno nell'amore, chiaro. Ci alziamo in piedi per la preghiera. Al Signore Gesù, che è presente in mezzo a noi e ci riunisce nel suo nome, eleviamo la nostra preghiera di invocazione. Preghiamo insieme dicendo: Dio dell'amore, ascoltaci. Vivere il quotidiano significa incontrare fatiche e intoppi che possono facilmente rovinare o appesantire le nostre giornate e relazioni. Insegnaci, o Padre, a pregarti e a cercarti nelle nostre difficoltà di ogni giorno e a testimoniare la nostra vocazione all'amore, ricordandoci che tu sei la nostra fonte di gioia e di santità. Noi ti preghiamo. Dio dell'amore, ascoltaci. Signore, nel tuo grande disegno ci hai scelti per vivere il nostro reciproco amore, fondato sulla tua parola e sostenuto dal dono del tuo Santo Spirito. Fa che rispondendo a questa vocazione, ciascuno di noi possa essere per sempre dono e strumento per la santificazione dell'altro. Noi ti preghiamo. Dio dell'amore, ascoltaci. Fa, o Signore, che attraverso la preghiera, la parola e l'Eucarestia i fidanzati riconoscano i tuoi segni e con l'aiuto dello Spirito possano capire la loro missione di futuri sposi, portare te, Gesù Cristo, che dimori in loro al mondo. Noi ti preghiamo. Dio dell'amore, ascoltaci. Il fidanzamento è un tempo di grazia che offre la possibilità di vivere nell'ascolto e nella ricerca del progetto di Dio su di noi. Ti preghiamo, Signore, perché i fidanzati riescano ad interrogarsi e ad accoglierti nella loro famiglia. Noi ti preghiamo. Dio dell'amore, ascoltaci. Signore, tu sei la nostra stella polare, la nostra guida e la nostra meta. Fa che le distrazioni dell'individualismo contemporaneo
Non ci isolino dagli altri, perché è nello stare insieme che ti incontriamo. Fa che nel condividere la nostra strada di fidanzati e sposi possiamo alimentare quotidianamente il nostro cammino verso la santità. Noi ti preghiamo. Invitiamo ora ciascuno di voi a rispondere personalmente alla domanda proposta, scrivendola sul foglietto che trovate all'interno del libretto. Nella relazione di coppia, ognuno, in modo diverso, può farsi dono per l'altro. In che modo il tuo fidanzato o la tua fidanzata si fanno dono per te? Durante il canto siete invitati a scambiarvi i foglietti riflettendo insieme su quanto avete scritto.
ora vi avvicinerete all'altare e riceverete un dono, un segno da parte del nostro Vescovo. Una volta ricevuto, siete invitati a mettere quanto scritto durante il lavoro personale all'interno del segno, per proteggere e conservare l'essere dono per l'altro, come tesoro prezioso per la propria vita insieme. Ciao a tutti, condividiamo alcuni brevissimi pensieri. Monsignor Maurizio Gronchi diceva: la veglia, quella che stiamo vivendo noi questa sera, diventa un momento bello per riscoprire la grazia che opera nella coppia, non per capacità o bravura nostra, ma come dono ricevuto, nella consapevolezza che è l'incontro con Lui che fa la differenza. Incontro che ci darà la forza per affrontare la vita insieme, nel per sempre. È un periodo difficile questo, non serve che ce lo diciamo, ma noi che portiamo Gesù nel cuore siamo abituati a vedere il bicchiere mezzo pieno. Siamo abituati a cogliere le cose belle ed essenziali della vita, nella vita di coppia. Lo abbiamo sentito anche nella testimonianza di Paolo ed Enrico, giovani sposi. Scegliere ciò che è importante, non mollare.
Lui non aspetta altro che il vostro sì di quel giorno, un sì che dica: vieni Gesù, abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te per affrontare questa vita insieme, perché da soli sarebbe tutto più difficile. Ecco allora che quel prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita, non sarà solo rivolto a voi due reciprocamente, ma sarà rivolto anche a Lui, perché quell'io si trasformerà in noi. E allora potrete dire: promettiamo di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della nostra vita. Volevamo ringraziare tutti i sacerdoti e le coppie di sposi che vi hanno accompagnato nel vostro percorso di preparazione al matrimonio cristiano. Grazie, perché con la vostra dedizione e gratuità siete immagine bella della Chiesa e del volto di Cristo. Il nostro Vescovo Corrado, per l'attenzione particolare e costante che rivolge a voi fidanzati e alla pastorale familiare. Al Collegio Immacolata per averci accolto con tanto affetto, a Paolo ed Enrico per la loro bella testimonianza, ai musicisti e al coro un po' improvvisato ma che hanno saputo rendere questi momenti ancora più belli ed intensi. La Tenda TV che ci segue e con il suo prezioso servizio ci aiuta nella nostra missione. Alla sottocommissione fidanzati dell'Ufficio Famiglia Diocesano. Abbiamo la fortuna di avere al nostro fianco delle famiglie veramente uniche e anche grazie al loro lavoro che questa veglia ha preso vita. Nonostante le difficoltà, hanno saputo vedere il bicchiere mezzo pieno. E a tutti voi qui presenti vi auguriamo di riuscire sempre a riconoscere l'importanza della grazia di Dio. Se riuscirete ad accogliere Gesù nella vostra coppia, vedrete che tutto si potrà affrontare, non senza fatiche, ma sicuramente con gli strumenti giusti. Noi tutti siamo proprio qui a testimoniare questo. La vita di sposi è bellissima, ma impegnativa. Non affrontate questo cammino da soli, ma accogliendo Gesù nel vostro cuore, anche attraverso le persone che amate e vi vogliono bene, che incontrerete nelle vostre comunità e nel vostro cammino della vita. Grazie a tutti. Concludiamo questa veglia con la preghiera che ci è proposta e anch'io mi unisco ai ringraziamenti che Federico ha rivolto e a voi che siete presenti. Io commentavo con Don Roberto, ti aspettavi di più, di meno, meno male, ogni tanto siamo sorpresi anche dalla vita, è bello, sono segni di speranza, germogli di fiducia in un momento, come veniva ricordato poco fa, difficile che ci penalizza tutti, però probabilmente anche il fatto che manchino delle dimensioni ne fa nascere il bisogno, l'apprezzamento, il desiderio. Quindi vogliamo anche non far venire nuove pandemie, però saper cogliere anche nel momento della difficoltà, saper cogliere le possibilità, le opportunità. Tutto concorre al bene di coloro che si scoprono, si credono amati da Dio e amano Dio. Tutto concorre al bene, ricordiamolo. E questo di questa sera è anche un piccolo segno. Chiediamo al Signore la sua benedizione che ci accompagni e ci sostenga. Preghiamo. O Padre che ti sei affidato a Giuseppe e Maria per l'incarnazione del tuo Figlio, vero Dio e vero uomo, fa che affidiamo alla Santa Famiglia di Nazareth il nostro cammino di fidanzati per realizzare il tuo progetto sull'amore coniugale. Con questa confidenza ci rivolgiamo a te con la preghiera che Gesù stesso
ci ha insegnato. Padre nostro. E rimettiamo come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerati nell'acqua con la potenza del tuo Spirito, ravviva in tutti noi la grazia del battesimo. E a questi fidanzati, incamminati verso la scelta matrimoniale, concedi un cuore libero e una fede ardente e una grande speranza, perché purificati nell'intimo e uniti nel reciproco amore, realizzino un'autentica comunione di vita nella costante ricerca della santità e accolgano il dono del matrimonio, nuova via della loro santificazione. Dio eterno, tu raccogli nell'unità quanto è separato e rendi indistruttibile il vincolo dell'amore. Tu hai benedetto Abramo e Sara, Isacco e Rebecca, Giacobbe e Rachele, Tobia e Sara. Sii ancora tu a benedire questi tuoi figli e a dirigerli in tutto ciò che di bene vivranno e faranno. A te innalziamo la nostra lode, o Signore, che nel tuo provvidenziale disegno chiami e ispiri questi fidanzati a divenire l'uno per l'altro segno del tuo amore. Conferma il proposito del loro cuore, perché nella reciproca fedeltà e nella piena adesione al tuo volere giungano felicemente al sacramento nuziale. Ogni coppia si tiene per mano e china il capo per ricevere la benedizione. Dio nostro Padre vi conservi uniti nell'amore. La pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella vostra coppia. Amen. Abbiate benedizione nei figli, conforto dagli amici, vera pace con tutti. Siate nel mondo testimoni della carità di Cristo sposo. Sappiate riconoscere Dio nei poveri e nei sofferenti, perché essi vi accolgano un giorno nella casa del Padre. Amen. E su voi tutti che avete partecipato a questa liturgia scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia che il Signore vi concede sia per tutta la vita. Andate in pace.
Thank you.